Il sistema scolastico veneziano soffre sempre di più per l'assenza di personale, di ruolo a tempo indeterminato. Si deve ricorrere sempre più spesso a personale precario che qui nella provincia e nella regione non si trova e dobbiamo accettare che arrivino, personale da altre regioni. Anche la scuola, come altri settori, in questo caso pubblici, lamenta una carenza di organico che ne mina l'attività. Peraltro in un sistema come il nostro, che secondo la CISL di Venezia ha sì raggiunto svariati obiettivi negli anni, ma che presenta un livello di scolarità ancora troppo basso rispetto alla media europea. I posti vacanti sono oltre un terzo e dobbiamo ricorrere costantemente alla ricerca di personale supplente. Questo incide molto sulla qualità del servizio che viene erogato, soprattutto verso gli alunni diversamente abili che si trovano a dover essere supportati con insegnanti di sostegno molto spesso senza la dovuta specializzazione. Il calo demografico si sente comunque fortissimo anche nelle classi. All'anno scolastico in corso sono iscritti 90.518 studenti, vale a dire che rispetto al precedente mancano all'appello 1.720 ragazzi. Gli studenti saranno anche di meno, ma in Italia oramai si vive un fenomeno preoccupante di analfabetismo di ritorno, cioè di persone che non sono in grado di comprendere correttamente un testo scritto, se contiene un periodo ipotetico, e a volte neanche una frase sintatticamente elementare, il tutto con insegnanti lasciati in balia di se stessi. Questi che arrivano da altre regioni si ritrovano problema a casa, problema di vivere in una città come Venezia dove il costo della vita è molto alto e molto spesso sono costretti a rinunciare. Abbiamo chiesto più volte sia agli enti competenti, ATER, Comune, Regione e Città Metropolitana di mettere a disposizione degli alloggi temporanei per queste persone che arrivano, a volte anche per pochi mesi e per prestare un servizio che è essenziale nella provincia di Venezia